È nato nel 1959, lo stesso anno in cui è stato sviluppato il primo prototipo di robot, praticamente una premonizione. Il professor Bruno Siciliano, ordinario della cattedra di automatica della Federico II di Napoli, ai tanti premi già vinti nella sua luminosa carriera, ne ha appena aggiunto uno di straordinario prestigio: l'Engelberger Robotics Award 2022. Ingegnere, accademico e divulgatore scientifico, il professor Siciliano riceverà l'Education Award all'evento Automatica che si terrà a Monaco di Baviera il 20 giugno prossimo. Unico non americano tra i 6 premiati, Siciliano sarà insignito del prestigioso riconoscimento per le sue capacità formative. Noi siamo andati a trovarlo nel suo studio. Io all'inizio del mio percorso accademico ero molto concentrato sulla ricerca e consideravo l'aspetto formativo, l'aspetto didattico secondario, come se quasi andare in classe mi facesse perdere del tempo. Invece devo dire che con gli anni, insomma, crescendo, è la cosa più bella. Perché? Perché il fatto di poter vedere anche i cambi generazionali di una generazione di studenti. Io quest'anno ho avuto i primi millennials in aula ed è un qualche cosa, diciamo, che ti fa riflettere e capisci anche come i giovani si approcciano alla tecnologia e anche al fatto, diciamo, di crescere e il fatto di poter proiettarsi nel futuro. Per essere un bravo professore, dall'altra parte ci devono essere anche dei bravi studenti, insomma, in qualche modo. È vera questa cosa? Cioè, i suoi studenti, i nostri ragazzi, hanno davvero questo skill in più, questa capacità in più di risolvere problemi dove gli altri si fermano? Assolutamente. Io sono solito dare una definizione di Napoli. Napoli è una città che allena alla complessità e ispira alla creatività. Per me questa è proprio esperienza di vita vissuta. Io ho avuto la fortuna di insegnare anche all'estero. Ho insegnato in America, ho l'onore di essere professore alla Obuda University in Ungheria, a Budapest, dove tengo dei corsi e così via. Ora, chiaramente io penso che i docenti ricercatori, questo è vero per tutto il paese Italia, dalla comunità robotica Federico II, siano tra i primi in Europa e i primi nel mondo. Però anche gli studenti sono più scetati, sono più bravi. Nel senso, io questo lo vedo con mano. Anzi, devo dire, diciamo, la cosa più adrenalinica che ci possa essere è ricevere una domanda a valle di una lezione che ti mette in difficoltà. E devo dire che il fatto che poi tutto questo sia cresciuto nel tempo, che ora ci sono diversi corsi di robotica, diciamo, lo studente, grazie al fatto che o perché è napoletano o perché vive e quindi è cresciuto in questo ambiente, ha un modo di interagire con i docenti molto, molto, diciamo, come dire, vivo, vivace.